in collaborazione con Amministrazione Comunale di Marrubio e Proloco di Marrubio. In occasione della sfilata trasmessa anche in quella circostanza sulle frequenze di Videolina. Nel 2004 SOS Sbronzatissimi di Marrubio e Spiro the Dragon di Terralba arrivarono praticamente a ex aequo aggiudicandosi il premio finale. Ricordiamo che la sfilata odierna è trasmessa da Videolina sia sulle frequenze del canale terrestre sia sul canale digitale, dunque è possibile vederla praticamente in tutta Europa, e questo è un fatto molto significativo perché tante sono state veramente le chiamate che sono giunte proprio in questi giorni a Marrubio da parte di emigrati che volevano conoscere gli orari del collegamento per potersi sentire un po' a casa e poter seguire i dettagli della manifestazione. Intanto dovrei avere nuovamente con me Nanni Di Cesare, che ringrazio anche per aver risolto in tempo record un piccolo problema tecnico che si era verificato. Era un grosso problema tecnico, una spina staccata. Però è sembrato piccolo. Va bene, però in tema di carnevale ogni scherzo vale, anche questo ce lo siamo presi in buona. L'abbiamo superato. Sì, ma non sono questi i problemi, e vediamo intanto che stanno arrivando veramente i carri, quelli che qui è Asterix e Obelix, e vediamo se riusciamo a trovare, a vedere, perché abbiamo anche dei grossi problemi di vedibilità, di visibilità, anzi, a riuscire a trovare il numero, perché qualcuno se l'è mangiato. Poi abbiamo tu da quella parte lì un po' più a sinistra non lo vedi, vero il numero? Penso che sia senza pettorale. Senza pettorale, è fuori. Comunque, eccolo qua, il 17. Ecco qua. Questo ci fa anche capire che l'ordine non viene propriamente rispettato, ognuno... Sai qual è l'ordine? L'ordine sparso. Mano a mano che si presentano, alla partenza, ecco, vengono incanalati, sì, vengono fatti partire. Esatto, intanto il tema l'abbiamo detto, Asterix e Obelix, Stefano Floris il capogruppo, la provenienza è Turri, il numero dei partecipanti è 140, vediamo anche dei bambini in spalla ai genitori, immaginiamo, e poi altre persone che sul carro controllano che il meccanismo che regola i movimenti sia perfetto per poter rendere la scenografia al meglio, anche per questo, perché questo è un po' il punto critico, diciamo così, del percorso, Nanni. Insomma, è qui che ci si fa vedere, anche se migliaia di persone sono distribuite lungo tutto il tragitto che ricordiamo. Abbiamo una prima stima, siamo intorno alle 45.000 persone. Ecco, quindi forse anche meglio degli altri anni, secondo le migliori aspettative. Riempirebbero uno stadio di calcio di quelli importanti, esatto. Ce l'avesse oggi, soprattutto ce l'avesse avuto oggi a Brescia. Ti rendi conto che questo è un pullman che è stato letteralmente sventrato, cioè tagliato a metà, tagliato in due, e sul pianale sono stati messi questi meccanismi, ed è anche un lavoro di ingegneria non male. Probabilmente uno di quei pullman che rimanevano incastrati sotto il ponte della Macomerbosa. Cioè hanno preso lì al volo, ci passa da lì e siamo a posto. L'hanno trasferito poi vedi che belline le due catapulte che vengono riempite regolarmente di coriandoli, poi parte la catapulta e i coriandoli vengono sbattuti. Intanto cominciano già a funzionare le luci, perché il buio sta cominciando a un pochino a scendere. È imminente, qui ci faranno caso penso pochissimo, perché il programma prevede la conclusione. Guarda, posso dirti una cosa, sono stato un attimino fuori per andare a sistemare, non c'è neanche freddo perché c'è tanta di quella gente che il respiro, il riscaldamento automatico funziona. È una musica sparata a migliaia di watt che contribuisce a riscaldare un po' l'ambiente. Intanto vediamo che il presidente della Proloco, il signor Romano Cau, è lì in mezzo alla via, che si danna l'anima per far sì che tutto quanto vada a finire nel migliore dei modi, ed è un impegno, lo ricordiamo, che
non è indifferente, anche perché il percorso tra via Napoli, piazza Stazione, via Roma, via Oristano, via Tirso e poi la piazza di fronte alle scuole elementari è un percorso che lo abbiamo misurato, in tutto sono 1750 metri, quindi 1 chilometro e 750 di percorso. Una cosa c'è da dire a favore del pubblico: è un pubblico veramente splendido, disciplinatissimo, sta al suo posto, si diverte, guarda, qualcuno invidia quelli che si dannano l'anima. tra l'altro un circuito che di anno in anno è cresciuto in lunghezza proprio per venire incontro all'esigenza del pubblico di distribuirsi lungo il percorso, di poter vedere da vicino i carri, perché via via che la manifestazione è cresciuta, che è cresciuto il numero di partecipanti, c'era anche ovviamente da parte dell'organizzazione da risolvere il problema di dare sfogo un po' a tutta questa gente che arriva a Marrubbio da ogni dove, e per questo il circuito è stato via via ampliato. Ricordiamo che poi stasera intorno alle 21:30, 22 finirà la sfilata, poi fino alle 24 ci sarà da attendere il giudizio delle giurie e poi ci saranno anche le premiazioni. Dopodiché l'appuntamento è per le strade di Marrubbio o alla discoteca Why Not, che fra l'altro fa entrare praticamente le maschere gratuitamente, sì. Quindi oggi si può approfittare qui a Marrubbio anche per ballare gratis, che non capita tutti i giorni. E credo che se ne parlerà domani mattina verso le 5:30 alle 6. Esatto, un appello che io vorrei fare già adesso e che potremo rilanciare poi nel corso della nostra telecronaca, che è quello rivolto a tutti. Va bene festeggiare, però al momento del rientro a casa, una volta che ci si rimette in macchina, prudenza da parte di tutti. Una sana boccata d'aria fresca. La festa è iniziata bene, deve proseguire bene, ma deve anche terminare bene, con ognuno che faccia rientro tranquillamente nella propria abitazione. Esatto, se no che festa è. Intanto ci avviciniamo al prossimo blocco pubblicitario. Sì, ancora 2 minuti. Esatto, mentre ancora scorrono sui teleschermi le immagini del carro inquadrato dalla nostra regia. Allora ringraziamo, intanto, visto che mi hai dato lo spunto, ringraziamo Franca Serra, Nicoletta Cocco, e poi ancora abbiamo in regia Gianni Ledda, e poi abbiamo Ettore, e poi abbiamo ancora Maurizio Serra, tutti questi insieme chiaramente alla troupe tecnica di Videolina per il collegamento satellitare. Ricordiamo che non solo in tutta la Sardegna vanno queste immagini, ma queste immagini vengono trasmesse anche in tutta Europa, e sono tanti veramente i circoli degli emigrati che hanno contattato qui il comune di Marrubbio una volta venuti a sapere della possibilità di poter vedere queste immagini, per sapere dove si dovevano, come, a che ore, perché, tutto quanto. Mentre sui teleschermi vanno in onda le immagini del carro numero 20 con un tema particolare, Nanni, i nemici di Maria De Filippi. E questa sinceramente gliela appoggio con tutto il cuore. Ecco, evidentemente sono tanti i nemici della celebre conduttrice televisiva. Qui si sono riuniti in 50. Sì, però ecco, devo dire 50 da Samassi, magari ecco, forse sono più i fan della De Filippi. Beh, va bene, io credo che questi sono solo quelli che hanno avuto il coraggio di organizzarsi, gli altri lo fanno in silenzio e non lo dicono a nessuno. Adesso non so se la regia potrà inquadrarla, ma penso che abbiamo anche la De Filippi che è nascosta, precede il carro, ancora nascosta, sta per essere svelata al pubblico. E non togliamo al pubblico il momento in cui apparirà Maria De Filippi, perché è in un particolare. E c'è anche Maurizio Costanzo davanti. Ecco. Ancora dobbiamo capire quale della miriade di trasmissioni televisive che conduce è quella che viene rappresentata qui a Marrubbio. Eccolo qua. Ecco, con l'audio di fondo possiamo seguire forse una parte del dialogo fra Maurizio Costanzo e i suoi ospiti. Io direi andiamo con la pubblicità, poi potremo vedere ancora altri particolari di questo carro. Linea alla regia. Filippi sta facendo la sua esibizione. Sta andando in scena un'altra Domenica In, perché abbiamo visto Maurizio Costanzo, Costantino, si è aperta la busta, c'era la De Filippi sopra un asino, e adesso è partita la musica abbiamo visto che i figuranti hanno anche le magliette nemici, però nemici anziché amici. Insomma, la De Filippi fa scuola, le musiche sono azzeccate perché sono quelle tratte dal suo reality, credo, che va in onda sulle reti Mediaset. Comunque una bella fantasia ci vuole a organizzare, a pensare
Bella anche questa miss in primo piano. Sì, esatto. Hanno davvero delle grosse esplosioni di immaginazione, perché a parte il discorso della lavorazione del carro, della preparazione del carro, ma anche la coreografia, l'idea e i personaggi. Già l'idea penso che non sia semplice da tirare fuori, mettere d'accordo tutti i partecipanti. Qui si sono ritrovati in 50. Tutti con la stessa malattia in testa. Comunque diciamo che il Carnevale di Manrubio, al di là di tutte quelle che sono le manifestazioni, sto parlando di carnevale, proprio festa di divertimento e di carri allegorici, sta piano piano assumendo chiamiamola così, la veste di appuntamento leader della Sardegna, perché è vero che non c'è il Carnevale di Tempio, è vero che ci sono tante altre manifestazioni, senza niente togliere, senza niente voler dire, però come numero di partecipazione, come numero di figuranti, come impegno soprattutto di una durata di questo tipo qui, insomma, diciamo che si sta presentando, sta mandando fuori delle credenziali, un biglietto da visita niente male. Credo che il merito sia, oltre a quello organizzativo, quindi dell'impegno che viene profuso, che è un impegno, poi faremo dire dal sindaco, anche finanziario, anche quello di aver saputo trovare una collocazione giusta nel calendario, perché siamo alla chiusura del Carnevale, nel momento della pentolaccia. La voglia di divertire c'è ancora. Esatto, però anche la voglia di non scontrarsi con altre manifestazioni che sono nate prima, che certo, hanno una tradizione più lunga, ecco, anziché andare contro si è voluto trovare un punto di incontro, e tanti carri di Manrubio hanno sfilato fuori nei giorni scorsi, e oggi la visita viene contraccambiata e vengono concluse, viene praticamente concluso qui il festeggiamento. Vediamo se riusciamo poi nei prossimi minuti anche a portare qualcuno della al nostro Proloco, microfono, magari qualcuno della Proloco che ci possa raccontare. Ci proviamo, Va bene. mi metto le ali di Mercurio e vado. Ti mando in missione. Intanto io ne approfitto per rendere omaggio a tutti i partecipanti e citare un po' il nome di tutti i gruppi e di tutti i carri che sono presenti qui oggi a Manrubio a sfilare, a partire dal numero 1, tema coccinelle, farfalle e fiori, 150 partecipanti, la provenienza è quella di Cagliari, vi accorgerete poi pian piano che riusciremo a elencare i gruppi a carri, che c'è insomma rappresentata una bella fetta di Sardegna. Numero 2, praticamente in apertura del corteo, erano i Mamuzzones di San Mugheo, che sono arrivati in 70 a rappresentare il Mandrolisai, meglio, del Barigado. Vedremo dopo anche il nome e il tema di un carro di Busacchi. Da Mogro 50 partecipanti per lo sclero del clero, che è passato qui davanti a noi proprio poco prima del nostro collegamento. E il numero 5, finiamo così con i gruppi: Maschingan, credenza pagana, il gruppo di cui vi parlavo poco prima, gruppo proveniente da Busacchi con 30 partecipanti. I carri ve li diciamo dopo, perché è arrivato in postazione e lo saluto, Romano Cao, presidente ormai storico della Proloco qui a Manrubio, uno dei protagonisti, se non il principale, di questa complessa macchina organizzativa. Buonasera Romano, allora raccontaci qualcosa intanto di come sta andando, perché dalle 15 orario di partenza sono già passate oltre 2 ore e mezza, quindi si può fare un primo piccolo bilancio. Certo, io penso che stia andando forse meglio di quanto si prevedeva. Siamo già a metà sfilata, ma abbiamo tanti carri numerosissimi. Abbiamo ancora i gruppi grossi che arrivano dai vari paesi, San Gravino, Guspini, cioè gruppi da 300, 400, 500 persone, da 1000 persone. È senz'altro una sfilata fra le migliori in questi ultimi anni. Abbiamo circa 35 carri e gruppi. È una grande soddisfazione per noi, perché ormai Manrubio è diventata, possiamo anche dirlo, la città del carnevale. Grazie alla città del carnevale anche i carri di Manrubio, che con il loro lavoro sulla cartapesta
stiamo diventando dei professionisti. Ricordiamo che questa è la giornata di chiusura di un appuntamento che aveva diverse date qui a Marrubio. Esatto, e questo è l'ultimo appuntamento e anche l'ultimo appuntamento di tutti i carnevali della regione. Per questo tutti i carri dei migliori carnevali arrivano a Marrubio, insomma. Ecco, ricordiamo un po' le persone che stanno lavorando con te oggi, che sono tantissime, per tenere a bada le persone sul percorso, per fare in modo che i carri, le sfilate, insomma i passaggi non si sovrappongano. Certo, C'è tanta gente che sta operando. Abbiamo circa 200 persone fra soci Proloco, dirigenti Proloco, protezione civile, ufficio tecnico di Comune di Marrubio, polizia municipale, volontari di Vigili del Fuoco, un po' tutti, grazie ai carabinieri, alla questura, alla Croce Rossa, all'Ivasa, un ringraziamento a tutti. Tutto questo è grazie a tutta la macchina organizzativa che ci danno una mano, è tutto volontariato. Mancano pochi minuti alle 18, la gente continua ad arrivare. Sì, esatto, abbiamo le strade abbastanza piene, da una mia penso che ci siano circa 40-50 mila persone. Siamo riusciti a contenere abbastanza bene perché abbiamo organizzato anche un sistema di parcheggi per auto sia all'ingresso del paese in modo che il traffico venga defluito così correttamente. Quindi si può trovare parcheggio sia che si arrivi dalla Esatto. 131 sia dalla parte opposta, sì, Arborea Terralba. Esattamente, abbiamo circa 10.000 postazioni in macchine sia dalla parte che dall'altra, así che per questo siamo soddisfatti e possiamo accogliere tanta gente e possiamo fare una grande festa. E ricordiamo che oggi date anche da mangiare qui, insomma. Esatto, abbiamo non è un particolare di secondo ordine. Sì, è una tradizione che dura appunto da 27 anni, la fagiolata con la carne di cinghiale, grazie alle varie compagnie di cacciatori che ci danno questa carne di cinghiale, tra quali quelle di Marrubio, Puglieri e altre compagnie, ormai ci tengono anche loro al nostro carnevale, cioè è diventato... E grazie alla cantina che offre da bere. Anche la cantina, sì. Che è una realtà produttiva, insomma, importante qui a Marrubio. Cosa dire ancora, Romano, di questa edizione 2005, un'organizzazione che parte, penso, da lontano, con i soliti problemi all'inizio, anche nel reperire i fondi, nel decidere come distribuirli. Diciamo che quella è la cosa più importante, i fondi. Stiamo lavorando con pochi fondi, ma realizzando una grande manifestazione. Voglio sensibilizzare chi è di competenza, questi enti pubblici che ci diano una mano. Vogliamo crescere, vogliamo diventare ancora più grandi, però abbiamo bisogno di tanto aiuto per poter continuare questa grande manifestazione. Per il futuro cosa possiamo aspettarci? Ma per il futuro pensiamo di continuare ad andare avanti sempre con delle grandi novità come quest'anno. Abbiamo modificato varie particolari che ci hanno valorizzato ancora di più il nostro lavoro. Abbiamo tipo la scorsa domenica, nella scorsa sfilata, abbiamo dato la zipolata nelle varie postazioni lungo la sfilata, cioè calde, le abbiamo fritte al momento. Oggi la stessa cosa per quanto riguarda la fagiolata, in modo che tutti quanti che vengono a Marrubio devono assaporare la nostra tradizione, la nostra fagiolata e le nostre zipole. E ricordiamo che c'è stata anche un'esibizione di ballo poi nei giorni scorsi, certo, che è stata un po' una novità di questa edizione. Questa è una novità che ci teniamo molto che continui. Diciamo di che cosa si è trattato innanzitutto. Ecco, l'esibizione è una sfilata delle scuole di ballo latinoamericano di tutta la Sardegna per quest'anno. Ci teniamo che vada avanti questo discorso in modo, vogliamo portare il carnevale di Marrubio in una giornata tipo Rio de Janeiro, cioè che sfilano le scuole di ballo. Quest'anno abbiamo avuto circa 30 scuole di ballo, ma speriamo che il prossimo anno ne avremo circa 200. Probabilmente si partirà anche dalla mattina la manifestazione, sicché sarà la mattina manifestazione di queste scuole di ballo e la sera dei carri e dei golci gruppi mascherati. Va bene, grazie di essere stato con noi, ti permettiamo di tornare al tuo lavoro che ti impegnerà immagino fino a tarda sera. Nuovamente con me, grazie ancora a Romano Cao, nuovamente con me Nanni Di Cesare, al quale
cediamo nuovamente il microfono e ci racconta un po' anche cosa stiamo vedendo. Ah sì, siamo arrivati minuti. Allora, abbiamo appena visto un carro che è sfilato, che è quello che è passato, quello dei pirati, Tortuga Pirata in fuga, erano 20 partecipanti, provenienza Marrubiu, quindi locale, Franco locale. Spiga, sì. Invece sta arrivando adesso e ce l'abbiamo, cominciamo a vedere i primi temanti, è Radio Vertigo ed è il carro numero 24, grandissimo, veramente immenso, sono 500, pensate, i partecipanti che passeggiano dietro questo carro, provengono da San Gavino, Massimiliano Liccari. Ma io prima di subentrare, quindi di entrare nel vivo di questo carro, darei la linea alla regia per un altro stacco pubblicitario. Ci risentiamo sempre qui fra qualche minuto da Marrubiu per Su Marrulleri. Linea alla regia. Siete nuovamente collegati con Marrubiu, dove sta andando in onda la 27esima edizione del Carnevale Marrubiese del Su Marrulleri. Siamo in diretta ormai da 3/4 d'ora, abbiamo visto i primi carri sfilare, abbiamo avuto i primi ospiti, abbiamo sentito qualche capogruppo, abbiamo sentito Romano Cau, presidente della Proloco qui a Marrubiu, che ci ha spiegato alcuni aspetti dell'organizzazione. Abbiamo potuto commentare alcuni carri, abbiamo visto insomma come questo carnevale di anno in anno stia diventando per il territorio sempre più importante, sempre più rappresentativo di una voglia che esiste di festeggiamenti, grazie anche, abbiamo detto prima, a una felice collocazione nel calendario, un po' in chiusura di tutte le manifestazioni regionali. Di questo e di altro potremo parlare nei prossimi minuti con Egidio Loi, che mi ha raggiunto qui in cabina, sindaco di Marrubiu, che i telespettatori di Videolina hanno potuto vedere, almeno chi era sintonizzato già nelle scorse ore durante i collegamenti con Sport Club sugli spalti. Lo abbiamo nuovamente con noi con piacere, lo salutiamo. Buonasera sindaco. Buonasera, intanto un saluto a tutti i telespettatori di Videolina e un saluto naturalmente di benvenuto a questa nostra manifestazione, la 27esima del Su Marrulleri, l'11esima del raduno regionale dei carri allegorici. Infatti, come avete potuto constatare, è partecipe un fortissimo numero di figuranti da tutte le parti dell'isola. Figuranti che si stanno esibendo proprio adesso davanti alla nostra postazione, ne vedete tantissimi inquadrati dalle telecamere, è il momento in cui la musica la fa da padrona. Vediamo se riusciamo a dare un po' di ambiente, a sentire per qualche secondo l'effetto di questa musica e a vedere i balli prima di intavolare il nostro discorso con il sindaco di Marrubiu. Una vera e propria radio itinerante, questa Radio Vertigo, uno dei gruppi provenienti da San Gavino, uno di quelli quindi anche favoriti per la vittoria finale, perché lo chiediamo al sindaco Egidio Loi, Su Marrulleri prevede anche un premio alla fine, i vincitori saranno annunciati al termine del programma quando sarà già notte fonda, però in tanti resteranno proprio in attesa di conoscere il verdetto, perché dopo tanto lavoro ci può essere un riconoscimento alla fatica fatta anche per arrivare sin qui, oltre a tutto il lavoro preliminare di preparazione. Certamente, personalmente posso dire che assegnerei il primo premio a tutti i partecipanti a questa sfilata, perché la buona riuscita, la meraviglia di questa sfilata è dovuta appunto al suo complesso, cioè
tutti i partecipanti, non solo a questo o quell'altro carro, però l'organizzazione ha chiaramente ritenuto opportuno di voler dare un incentivo in più a chi magari ha avuto una fantasia migliore o ha allestito il proprio carro allegorico in maniera più spettacolare, più appariscente magari. Ecco, qual è il regolamento della manifestazione? Come viene effettuata la votazione? Per la votazione vengono distribuite delle schede fra i partecipanti, fra il pubblico, attribuiscono un punteggio ad ogni singolo partecipante, poi si tirano le somme, chi raggiunge il punteggio maggiore chiaramente vince. Quindi è il pubblico che decide in pratica. È il pubblico che decide, esatto. Sì. Una maniera anche per evitare possibili polemiche delle giurie ristrette quando non riescono mai a mettere d'accordo nessuno. In questo caso devo dire che i giudizi emessi dal pubblico anche negli anni passati sono sempre stati accolti favorevolmente poi nel momento in cui sono stati annunciati. Ecco, non ricordo grossissime polemiche, se non giusto la delusione di qualcuno che magari ci teneva. Esatto, grosse polemiche no, senz'altro, qualcuno che magari riteneva di meritare di più e probabilmente meritava anche di più, però bisogna rispettare il giudizio della gente, il giudizio degli spettatori che poi magari alla fine scelgono di premiare magari un'idea estrosa che dà più punteggio, dà un valore aggiunto, ecco, a tutto il carro. Intanto le immagini ci mostrano il carro numero 15, ti interrompo un attimo. Egidio, Vale e Max in extra ball, un tema che richiama due grandi campioni, due grandi centauri italiani, Valentino Rossi e Max Biaggi. 150 partecipanti, un carro reduce dal Carnevale dell'Alta Marmilla, ancora un altro da Gonosno, capogruppo Maurizio Porceddu. Sono tanti i carri che hanno partecipato al Carnevale dell'Alta Marmilla e che sono poi venuti qui a Marrubbio per completare le loro sfilate. Quello dell'Alta Marmilla, un altro carnevale che sta crescendo e che si sta imponendo nell'ambito di quelle che sono le manifestazioni del circondario. Vediamo se riusciamo a rendere un po' l'idea del lavoro che c'è dietro questa organizzazione, con tantissime persone impegnate qui oggi a Marrubbio. Ma guardi, il lavoro inizia intorno al mese di settembre. La Proloco e i capicarro organizzano i vari gruppi ed in particolare c'è un coordinamento di circa 130 persone che si occupano non solo dell'ordine pubblico, della viabilità e di quant'altro, ma anche di confezionare delle simpole custodissime che vengono distribuite la prima domenica del Marulleri, mentre nella giornata odierna vengono distribuiti i fagioli con cosiche di cinghiale, e anche questi naturalmente confezionati da queste persone. C'è da evidenziare la volontà, il lavoro di queste persone che svolgono tutto con il volontariato, cioè lo fanno tutto con spirito di servizio verso la collettività. Quindi io colgo l'occasione per ringraziarli sentitamente, perché davvero fanno un grossissimo sacrificio perché tutto funzioni al meglio. Intanto bellissimo questo carro che ci stanno mostrando le nostre telecamere, spicca il sorriso di Valentino Rossi, un po' più accigliato mi sembra Max Biaggi. Forse le sconfitte di questi anni non gli hanno fatto bene da questo punto di vista. Considerando i risultati, effettivamente. Esatto. Ha più da sorridere Valentino Rossi. Direi che il gruppo è riuscito a rendere bene l'idea di questa rivalità sportiva che molte domeniche nel corso della primavera e dell'estate tiene milioni di italiani davanti ai teleschermi per seguire le vicende della MotoGP. Sì, ma devo dire che sono tutti bravissimi, abbiamo visto tutte le allegorie, in effetti sono riuscitissime, hanno colto nel segno. Mi sembra però che i colori richiamino più Valentino Rossi, che forse ha più fan, vedo il giallo e anche le parrucche che spesso Rossi ha esibito dopo alcune vittorie sui circuiti, quando ama un po' fare scenografia dopo aver conquistato il successo sul traguardo. Eccolo di nuovo inquadrato, il sorriso di Valentino Rossi con Max Biaggi che si guarda intorno, una rivalità che avrà modo di riproporsi già a partire dal mese di marzo, quando ripartirà la MotoGP. Dicevamo dell'organizzazione,
Sindaco, immagino che la vostra principale preoccupazione sia quella di garantire la sicurezza per tutti sul percorso. Penso sia il problema principale, quello più sentito, forse anche quello più complesso da risolvere, perché arrivano a Marrubbio davvero decine e decine di migliaia di persone. Non c'è dubbio, infatti già da 15 giorni siamo impegnati con questo servizio, sono coordinati naturalmente dalla Questura di Oristano, ma partecipano numerosi militari dell'Arma dei Carabinieri, poliziotti, il comando dei vigili urbani che appartengono all'Unione dei Comuni di recente istituzione. Oltre a questi collaborano per la sicurezza circa 15 volontari della protezione civile appartenenti alle guardie zoofile, che ringrazio naturalmente anche loro per il sacrificio che fanno per questa manifestazione. Mentre davanti alle nostre telecamere continua a sfilare la Yamaha di Valentino Rossi, Biaggi non è in sella alla sua moto, ma continua a ruotare quasi alla ricerca dell'orientamento e della strada perduta, la strada che porta alla vittoria, che avrà la possibilità di riconquistare quest'anno in sella alla versione ufficiale della Honda MotoGP. Vogliamo raccontare che cos'è su Marrulleri, cosa significa? È una storia che riprende nel 1979 su iniziativa di un nostro concittadino. Abbiamo visto prima sfilare il carro del Subirates per l'esattezza. Ecco, a lui va il merito di aver riproposto il carnevale marrubiense. Dopo il primo anno considerato... Che cos'è su Marrulleri, cosa significa? Esatto, ci stavo arrivando. Dopo la buona riuscita delle prime edizioni si presentava l'esigenza di dare un nome a questo carnevale. Inizialmente prese il nome dei Suiavi, che durò per circa 3 anni. Nel 1983, io ricordo ero segretario della Proloco a quel tempo, venne indetto un concorso appunto aperto a tutti i marrubiesi per dare un'idea sul nome da attribuire a questo carnevale. Fra tutti emerse appunto questo nome su Marrulleri, che nella sostanza vorrebbe significare il marrubiese allegro che fa festa e coinvolge tutti i partecipanti alla festa, quindi anche il pubblico, non solo i figuranti partecipanti alla sfilata. E oggi, dopo 27 edizioni, mi sembra di poter dire che la manifestazione è cambiata pian piano con gli anni, però sempre crescendo. Ma non c'è dubbio, questo anche grazie all'impegno di alcuni ragazzi qui di Marrubbio che si attivano notevolmente per mantenere uniti tutti i partecipanti e per allestire questi carri. Il merito naturalmente va rivolto tutto a loro, è tutto loro. Se il carnevale marrubiese va avanti, perché senza di loro probabilmente non ci sarebbe interesse di una popolazione intera per questo nostro carnevale. C'è stato nei primi anni un po' di rivalità, di antica sana rivalità con Terralba? No, anzi devo dire, nei primi anni c'è stata una collaborazione forte con Terralba. Intorno invece agli anni 83-84 c'è stata un po' di rivalità, perché anche Terralba riprese la tradizione carnevalesca e quindi ci si divideva un po' lo spettacolo, ecco, del carnevale, posto che comunque si sfilava gli stessi giorni, che erano la domenica e il martedì su Martedì Sinagoga, che poi appunto prende il nome del carnevale terralbese. Ma di recente in ogni caso c'era stata anche una forma di collaborazione con Terralba, dove per accordi presi tra le due Proloco appunto si evitava la sfilata del martedì a Marrubbio per dare la possibilità a Terralba di fare la sua sfilata, organizzando in questo modo il raduno dei carri, che è appunto quello della data odierna dell'ultima domenica di Carnevale. Intanto queste immagini che ci vengono proposte dalla regia rendono l'idea della massiccia presenza di pubblico, oltre che di maschere. Ricordiamo 9.000 figuranti, ma prima ci diceva Romano Cau, presidente della Proloco, almeno 40-45.000 persone sul percorso. Di questo e di altro
continueremo a parlare fra poco dopo il prossimo stacco pubblicitario. Linea alla regia. Signora Giulia, se vuoi intervistare, dovete venire verso le 6:15. Nuovamente in diretta da Marrubiu, ancora sugli schermi le immagini della 27esima edizione su Marrulleri. Siamo con il sindaco Egidio Loi, che mi ha raggiunto in postazione qualche minuto fa e con il quale stavamo parlando un po' di questa manifestazione che sta crescendo di anno in anno. Abbiamo parlato del regolamento, parliamo anche dei premi in palio. I premi palio principalmente sono premi in denaro, per il resto c'è la consegna di una targa ai partecipanti, ai primi classificati. Ed una lotteria per il pubblico. Ecco, appunto, quest'anno la Proloco ha voluto organizzare questa lotteria importantissima perché dà sicuramente anche questo piccolo valore aggiunto a tutta la manifestazione. I premi palio sono una Fiat Punto, un computer portatile, viaggio in Tunisia per 2 persone, televisore 28 pollici, cellulari e altri premi ancora di minore entità. L'estrazione avverrà il 19 di febbraio, quindi il 20 si potranno conoscere i vincitori. Quindi, come avete sentito dalla voce del sindaco di Marrubiu, premi ambitissimi che accontenteranno sicuramente chi se li aggiudicherà. Intanto sta passando davanti alla nostra postazione, qui davanti al piazzale della stazione, il carro numero 25, Mister Carnaval, 700 partecipanti da San Gavino. A testimonianza di quanto abbiamo detto in apertura di collegamento, ci sono dei gruppi piccoli, perché magari provengono da paesi piccoli come Albagiara, Gonnosno, ma anche gruppi ben consistenti. In questo caso 700 partecipanti, uno dei gruppi maggiori, quello che si sta esibendo davanti alle nostre telecamere, che sta sparando la musica a migliaia di watt, che cerchiamo ora anche di ascoltare grazie alla regia con un po' di atmosfera sulla pista. Non appena ora la musica ripartirà, vedete il trattore che fa da traino al carro. 700 anime, dice anche il commentatore qui sulla piazza della stazione. Il carro fibra ottica realizzato con una grande perizia tecnica. Ci piacerebbe riuscire a trovare il capocarro, magari il capogruppo Sergio Lotta, anche se è un po' un problema individuarlo in mezzo a tanta gente. Sindaco, una bella soddisfazione vedere l'ambizione di tanti gruppi a venire qui a Marrubiu. Non c'è dubbio, per noi è un onore, anzi vi ringrazio tutti quanti davvero, perché sono meravigliosi, portano al nostro carnevale quel valore aggiunto che è necessario in queste circostanze, diversamente non sarebbe così spettacolare. Vedo la cura dei carri davvero notevole. Ecco, vediamo se la regia riesce a mandare la musica per sentire un po' l'atmosfera suggestiva creata da questo gruppo fibra ottica. Direi che le immagini rendono più di qualunque parola una autentica marea umana che si è riversata qui davanti al piazzale della stazione per ballare e cantare al ritmo di una musica forsennata. Ricordo il carro che proviene da San Gavino e che si sta esibendo ora davanti in quello che è il punto più importante, più critico del percorso, perché qui ci sono anche le tribune a sedere. Vediamo se riusciamo ad avere il capogruppo. Gli cediamo per qualche minuto solo il microfono in modo che ci possa
raccontare qualcosa di questo carro che viene da San Gavino. Buonasera. Metta pure le cuffie e microfono. Ok. Sergio Lotta, se leggo bene No, Piero Fattorini, Piero comunque Fattorini, sempre di fibra ottica. in rappresentanza comunque del carro di fibra ottica. Ci racconta un po' questa coreografia che avete allestito, molto partecipata, molto numerosa. Allora, dopo anni che purtroppo il carnevale stava decadendo a San Gavino, abbiamo ipotizzato questa scena di chiedere un aiuto al carnevale di Venezia per dare una mano a tipica maschera sangavinese che si chiama Kiki, che ha sempre fatto il carnevale da sempre in modo genuino e spontaneo. E niente, è un attimo di protesta per quello che è successo negli anni precedenti. Ho capito, e avete chiesto aiuto quindi a Venezia, dove trovare appoggio migliore? Che spunto migliore per dare svolta a un carnevale decente, alla quale abbiamo organizzato quest'anno noi stessi carristi a San Gavino la manifestazione. Di conseguenza c'è stata un'unione tra carri per poter organizzare una festa in un determinato modo. Siete più carri nella vostra coreografia? No, nella nostra in questo momto no, perché ognuno sfila per conto suo, ma per il carnevale sangavinese è la prima volta che ci siamo riuniti tra carristi e abbiamo fatto l'organizzazione del carnevale per intero. Di conseguenza c'è stata molta intesa tra i gruppi, cosa che prima non c'era. Con una data sempre ben evidenziata sul calendario, che è quella del Summarulè di Marrubbio. Per carità, noi abbiamo sempre onorato questa piazza con i carri e con lo spettacolo, come vedete. Siamo molti anni che veniamo a partecipare a questo carnevale perché ne vale la pena. Fibra ottica perché? Fibra ottica perché è un circolo culturale che era nata una ventina d'anni fa, di quale io facevo all'epoca rappresentante legale, cassiere e segretario. E allora da lì era nato la mia voglia di fare carnevale con questo nuovo gruppo che si chiamava Fibra Ottica e abbiamo portato fuori questo nome qua, che era poi il nome di un locale, e via, e da lì è iniziata con questo nome qua. Bene, grazie per grazie a voi. I colori e le emozioni. Dato udienza. Si immagini. Grazie per le emozioni e i colori che ci state regalando. Buon proseguimento di sfilata perché andrete avanti sino a notte. A notte fonda, Turtel, sino a notte tardi. Tra l'altro, si può fare pubblicità, è vero, scusa. Ormai l'ha fatta. Tra l'altro uno dei gruppi favoriti, si dice. A San Gavino abbiamo vinto il primo premio con poca differenza di punteggio, però insomma un carro di un'ottima fattura, non perché è fatto da noi, ma perché in effetti è così. Va bene, grazie mille, buon proseguimento. Grazie dunque alla rappresentante del carro di San Gavino, che lascia ora la nostra postazione in attesa di avere con noi qualche altro ospite. Riprenderemo fra poco anche il dialogo con il sindaco di Marrubbio e Giulio Loi, al quale restituiamo il microfono. Allora, ancora una testimonianza della partecipazione attiva veramente con cui si viene a Marrubbio per sfilare, ma sempre con un occhio rivolto alla possibilità della vittoria, perché l'Albo d'Oro viene aggiornato di anno in anno e tutti insomma lo controllano per vedere chi maggiormente vi ha segnato il proprio nome. San Gavino, dopo una vittoria iniziale di Marrubbio, aveva fatto un po' la parte del leone nei primi anni, poi c'è stato un buon momento per Terralba, ora San Gavino punta a tornare al vertice. È vero, devo dire che mi inorgoglisce un po' queste parole che ha pronunciato il capocarro di San Gavino, e non c'è dubbio che San Gavino presenta sempre dei carri curati nei minimi particolari. E questa ne è una testimonianza, stiamo vedendo veramente una scenografia bellissima, curata in ogni minimo dettaglio, con queste maschere che, come ci ha detto il capocarro, richiamano un po' Venezia, il carnevale veneziano, insomma quello per eccellenza forse in Italia, insieme a pochi altri, citiamo Viareggio. Quindi una fetta del carnevale veneziano che si è trasferita qui per dare testimonianza della sua vivacità. Magari solo col pensiero, perché forse va bene, anche materialmente, ma comunque davvero ci fa piacere questa partecipazione dei figuranti di San Gavino con i loro carri, che sicuramente hanno non solo dato un valore maggiore al nostro carnevale, ma anche hanno dato stimoli più, ecco, per chi vuole presentarsi
il prossimo anno. Poi il premio è chiaro che tutti ambiscono al primo premio, ma non tanto per un valore venale che può avere questo premio, quanto per il valore simbolico che ha il premio, perché vincere il primo premio a Sommarruleri significa un qualcosa che inorgoglisce, che davvero dà soddisfazione a chiunque, compreso i nostri cugini di Terralba, a cui tengono tantissimo. L'hanno vinto diverse volte. L'hanno vinto diverse volte, infatti. Intanto le immagini della nostra regia veramente riescono a rendere giustizia alla bellezza di questo carro, una bellezza penso assoluta, non ci possono essere contrapposizioni in merito. Prima abbiamo ricordato i nomi di tutti i gruppi che sfilano oggi a Marrubio, che sono meno rispetto ai carri. Andiamo a ricordare anche i carri, ne elenchiamo qualcuno adesso, poi via via tutti gli altri, sino alla fine avremo la possibilità comunque di nominarli tutti. Numero 6 era un carro proveniente da Decimo Puzzo con 50 partecipanti, e il tema Dragon. Numero 7 da Mogoro, 80 partecipanti, un gruppo di musicisti ska. Numero 8 La Goccia, il tema, 70 partecipanti, e un gruppo locale provenienza Marrubio, capocarro Loredana Ledda. Poi da Guspini 50 partecipanti per il mascalzone guspinese che sfila qui a Marrubio con il numero 9. Numero 10 lo abbiamo visto proprio in apertura, il centro benessere di San Gavino, 20 partecipanti. Più avanti vi diremo anche gli altri. Ci stiamo avvicinando al prossimo blocco pubblicitario, abbiamo un minuto poco più, Sindaco, per ricordare un po' l'itinerario di questa manifestazione. Si percorre praticamente tutta la via Napoli, un itinerario che è cresciuto negli anni perché è cresciuta la manifestazione. È stato necessario fare qualche modifica rispetto alle origini? Per la verità, all'origine è partito sempre dalla piazza Martiri, è stato quello il punto di raduno. È un itinerario che si percorre per circa 2 chilometri delle vie cittadine, è stato naturalmente, si è reso necessario implementarlo, cioè allargare un po' il circuito anche per consentire a tutti i carri partecipanti di poter sfilare, diversamente sarebbe chiuso il giro e anche alle persone di disporsi bene lungo il percorso. Esatto, quindi tante persone distribuite su un percorso di 2 chilometri crea meno disagi e anche il pubblico può partecipare molto più agevolmente a tutta la manifestazione, partecipare anche insieme ai figuranti a far festa in questa giornata meravigliosa che vede tutti davvero partecipi con molta allegria, e questo davvero ci fa piacere. Intanto il carro fibra ottica lo vediamo nelle nostre immagini, pian piano si allontana dalla piazza della stazione. Gli subentrerà tra poco un altro carro accompagnato da un altro gruppo, da altri figuranti. Avremo modo di commentarlo fra pochissimo. Parleremo anche del luogo in cui ci troviamo, in cui è stato allestito il nostro palco, la piazza della stazione, la stazione ferroviaria che come edificio, restano i binari, però la stazione in sé chiude, avrà un'altra destinazione d'uso. Ne parleremo fra poco ancora con il sindaco di Marrubio Egidio Loi, mentre si avvicina sullo sfondo un altro carro. Noi chiamiamo il prossimo blocco pubblicitario, linea ancora alla regia. Di nuovo le immagini da Marrubio, nuovamente in collegamento, sono le 18:16, da un'ora e un quarto praticamente siete collegati sui vostri schermi sia sul canale terrestre che su quello digitale via satellite di Videolina per seguire la 27esima edizione del Carnevale Marrubiese su Marrulleri, mentre sugli schermi sfila il carro numero 22. Tra poco vi diremo di che cosa si tratta, mi pare proprio, sindaco, di un carro di Marrubio, se non sbaglio. Esattamente, è uno dei gruppi maggiori della manifestazione, almeno Satellite dell'amore riguarda... il tema, Satellite dell'amore, Satellite of Love. Sono 600 partecipanti, forse il carro più importante, più imponente fra quelli allestiti qui in loco. Esatto, ma principalmente sono 2 i gruppi che si occupano dei carri, e questo forse è il più numeroso senz'altro. Eccolo che sfila davanti alle telecamere con praticamente una nave con tanto di balconata dalla quale si può seguire un po' tutto l'itinerario.
ma pensiamo che il grosso dei componenti sia proprio a terra a seguire poi il carro con le coreografie che verranno accompagnate dalla musica. Accennavamo prima, abbiamo il nostro palco sistemato sul piazzale della stazione, le Ferrovie dello Stato. Magari ne parleremo sicuramente tra poco. Adesso è importante seguire queste immagini, queste figure che ci propone questo carro, perché sono davvero particolari. Una massa di 700 persone circa che si muove tutta insieme per presentare, diciamo così, il loro carro, il loro prodotto. Vedete che si sta creando uno spazio tra un carro e l'altro proprio per permettere poi ai figuranti di fare la loro esibizione qui davanti alle tribune dove ci sono i posti a sedere allestiti per l'occasione. Anche questo gruppo partecipa con un carro che è davvero curato in tutti i minimi particolari. Immagino si tratti di un carro che ha già sfilato poi nei giorni scorsi, domenica, per la sfilata riservata ai carri locali. E poi ha partecipato anche alla sfilata di Terralba di martedì e sabato, quindi tutti sono presenti qui a Marrucco naturalmente per rendere l'onore ed accogliere anche gli altri Tanto la musica e l'ambiente stanno raggiungendo veramente un livello altissimo, per cui è anche difficile sentirci fra di noi anche in cuffia. Ma se non sbaglio circa 15 Riscaldatevi ragazzi, siamo quasi pronti, dovete metterci tutta l'energia che avete le vasche, dobbiamo dimostrare che siamo i migliori. Se vi sentite, urlate! Ecco che inizio qui la presentazione scenografica da parte dei 600 figuranti di Marrubiu del carro Satellite of Love, satellite dell'amore. Le nostre telecamere riescono a rendere l'idea di queste centinaia quindi di partecipanti con dei colori ricchissimi e una musica assolutamente assordante anche per noi che siamo proprio accanto alle casse della diffusione. Satellite of Love! È possibile commentare, Sì. È difficile anche per noi commentare perché l'audio ha raggiunto veramente livelli altissimi. infatti sapendo di questa coreografia, per questo che ho anticipato Era meglio soprassedere rispetto al nostro discorso che riprenderemo più tardi. Quasi in un'atmosfera di luci psichedeliche si alternano i figuranti davanti all'obiettivo della telecamera per dare un assaggio della scenografia preparata. Diamo spazio ancora alla regia con un po' di ambiente. Un saluto agli amici di Violina, ragazzi! Urlate! Siamo nel Come Doveriano!
abbiamo con noi in cabina un rappresentante del carro che state vedendo sfilare davanti alle telecamere, carro numero 22 di Marrubio, Satellite of Love. Intanto invitiamo il nostro ospite a presentarsi. Io sono Andrea, sono uno dei tanti che hanno fatto sì che questo carro si facesse, che la sfilata si svolga nel meglio. Siamo contenti, ci sono 700 persone che sfilano con noi, Marrubio, ragazzi di Terralba, di tutte le comunità qua vicino. Allora, io non sono il capogruppo è Simone Paderi. Un ringraziamento a Simone, a Silvio, tutte le persone del gruppo The Mask, tutti i bar che ci hanno aiutato, il sindaco e niente. Raccontaci qualcosa del carro, cosa avete voluto rappresentare. Allora, noi rappresentiamo un carro che è molto fantastico, sarebbe anni 70 però evoluto nel 2005. Quindi Satellite of Love, pace e amore, con vediamo le strutture che sono tutte fantastiche, c'è un cuore, c'è un simbolo della pace e poi niente, una faccia che si apre e si chiude e vuole dimostrare quanto noi ci divertiamo a Marrubio. È un carro che avete realizzato qui a Marrubio, immagino tanti mesi di lavoro, mi sembra. L'abbiamo realizzato grazie anche a delle persone che ci hanno lasciato il posto, che sarebbe i signori Murgia, li ringraziamo. Vorrei ringraziare tantissime persone, però adesso non riesco. Seguiamo un po' la coreografia. Bellissima, bellissima veramente. Non avevo mai visto da qua quanto siamo belli. Voglio ringraziare a tutti, io ringrazio a voi da Videolina che venite a dimostrare quanto è bello il carnevale a Marrubio. Grazie. Sono contento, un saluto al sindaco, un saluto a tutti. Grazie per essere stato con noi, grazie. Arrivederci. Grazie a voi, ciao. Veramente una delle esibizioni più rumorose sicuramente, oltre che coreograficamente più riuscite di questo carnevale di Marrubio che stiamo trasmettendovi in diretta su Videolina. Sono le 18:25, praticamente abbiamo ancora un'ora di trasmissione. Non appena sfilerà questo carro avremo l'occasione di sentire anche uno dei rappresentanti della protezione civile che si appresta a entrare in cabina e che ci racconterà un po' anche il lavoro che è ancora in corso per la sicurezza e per regolare l'afflusso della gente, che è veramente tanta, che continua a raggiungere Marrubio un po' da tante parti della Sardegna. Veramente ancora sulla 131 si registra un traffico intensissimo e gran parte delle auto in viaggio sono in viaggio verso Marrubio. Ancora la coreografia del carro numero 22 di Marrubio, un altro dei favoriti, dei possibili vincitori, sicuramente uno degli aspiranti alla vittoria finale. Abbiamo visto, sindaco, tanta gente che ambisce a partecipare, tanta gente che viene a vedere lo spettacolo, grande attenzione anche da parte dei media. Al di là della nostra diretta abbiamo visto un po' i rappresentanti di tutte le testate giornalistiche che domani riporteranno la cronaca di questa giornata per voi memorabile. Questo ci inorgoglisce e naturalmente ci fa piacere, che essere presi in considerazione in maniera così massiccia vuol dire che suscita l'interesse davvero di tutta una regione. Voglio riprendere un attimino il tema di questo carro, che un po' rispecchia la natura della nostra comunità. C'è gente che vuole pace, serenità, tranquillità, gente laboriosa che è pronta ad accogliere tutti a braccia aperte, purché lo spirito sia sempre quello della serenità e dell'amore fra tutte le persone. Ecco, questo mi fa davvero piacere e mi complimento davvero con tutti loro, lo farò anche in altre circostanze. E devo dire che al di là di un pizzico di normale competizione, però qui a Marrubio si sfila assolutamente in amicizia. Non c'è ombra di dubbio, ma non solo si sfila in amicizia, si sfila anche sollevando alcuni problemi attuali.
il gruppo che abbiamo visto prima ha distribuito un volantino esortando tutti per esempio a rispettare l'ambiente, perché l'ambiente poi alla fine siamo noi, se lo distruggiamo ci autodistruggiamo. Di conseguenza il plauso era questo, era un gruppo piccolissimo, nella sostanza sono il gestore del baby parking che hanno organizzato un gruppo con questi bambini, questi fanciulli che davvero hanno portato un'idea e un monito per tutti quanti, che è appunto quello del rispetto dell'ambiente, della cura dell'ambiente. Ricordiamo va bene ma rispettare. Ricordiamo che sono arrivati a Marrubio anche dei pullman provenienti veramente dall'altra parte della Sardegna, da Porto Torres. È stata allestita penso una tribuna per i disabili, alcuni pullman di disabili con relativi accompagnatori sono arrivati a Marrubio appositamente per seguire la manifestazione, quindi anche un impegno nel sociale. Certamente, non c'è dubbio, abbiamo l'onore di ospitare l'associazione Onlus, insieme si occupa dei disabili, appunto, arrivano da Porto Torres, sono un pullman di circa 70 persone, con circa 70 persone, ed è una cosa importantissima, ripeto, ci accoglisce, abbiamo cercato di accogliere nel migliore dei modi, dando loro la possibilità di effettuare un pasto almeno e di poter seguire il carnevale in una tribuna strettamente riservata a loro e ad altri ospiti della manifestazione. Quest'anno possiamo dire che effettivamente partecipa tutta la Sardegna, quantomeno ci sono figuranti che arrivano da tutta la Sardegna, da Cagliari a Sassari, addirittura dal Nuorese, come abbiamo visto, quantomeno dalle zone interne della Sardegna. Quindi cosa che ci rende davvero felici. Quest'anno tra l'altro il nostro carnevale ha avuto un altro valore aggiunto per la presenza delle scuole di ballo latinoamericane. Domenica scorsa sono esibiti questi gruppi, li ringrazio, saranno invitati per l'anno prossimo, magari cercando di integrarlo qualche iniziativa da parte nostra per accoglierli ancora meglio e per mettere in evidenza la loro bravura, perché sono stati davvero tutti quanti bravi. Grazie. Intanto continuano a scorrere le immagini del carro numero 22, il carro di Marrubio, quindi il carro che gioca in casa, 600 figuranti, il tema Satellite of Love, satellite dell'amore. Avremo tempo di riprendere questo e altri discorsi tra pochissimo, dopo il prossimo break pubblicitario che andrà ora in onda. Spazio nuovamente alla regia dunque. Nuovamente in diretta sugli schermi di Videolina ancora il carnevale di Marrubio, che è in corso ormai da diverse ore, dalle 15 orario di partenza, sono le 18:32 minuti, 3 ore e mezza, mentre è appena passato il carro numero 22, che era un carro locale che abbiamo abbondantemente commentato in tutta la sua vivacità di colori e di musica, una delle coreografie sicuramente più riuscite che potranno competere per la vittoria finale. Intanto sta per arrivare, tra poco la vedremo sicuramente anche inquadrata, l'automobile che costituisce credo il primo premio della lotteria, di cui ha parlato anche poco fa il sindaco di Marrubio ai nostri microfoni. Ecco, anche lo speaker qui in piazza ricorda che sabato prossimo avverrà l'estrazione dei premi della lotteria, sono tanti importanti, c'è l'automobile, c'è anche un viaggio in Tunisia e alcuni premi minori che consistono in oggetti oggi di moda con la tecnologia come telefonini e altro. Intanto mi ha raggiunto, ecco qui la macchina di cui vi parlavo inquadrata, mi ha raggiunto in cabina Roberto Soru della Protezione Civile di Marrubio, quindi una delle centinaia di persone che oggi stanno operando qui al servizio degli spettatori per rendere la manifestazione, oltre che bella e divertente, anche sicura, perché tutto possa svolgersi con il maggior ordine possibile. Buonasera Roberto. Buonasera. Allora, che tipo di lavoro state facendo oggi? Che problemi avete incontrato, se ne avete incontrato, e come li state risolvendo? Sì, allora noi siamo in supporto alle forze dell'ordine con protezione civile, con una ventina di uomini, per far sì che la manifestazione abbia il miglior svolgimento. Siamo dislocati in tutto il territorio e
soprattutto nelle strade che poi portano all'interno del paese, diciamo per far sì che le macchine riescano ad arrivare il più vicino possibile alla manifestazione, però che non abbiano problemi di parcheggi o di viabilità. Quindi che si possa arrivare tutti senza creare assolutamente ingorghi, insomma con un po' di pazienza da parte di chi si mette alla guida, perché chiaramente bisogna procedere a un certo punto a passo d'uomo nel momento in cui ci si avvicina al paese, però sembra di capire che tutto si è svolto secondo programma finora. Sì, devo dire che quest'anno abbiamo avuto una grandissima riuscita come macchina, diciamo come sistema organizzativo. Sì, il traffico continua ad arrivare qui nei dintorni per arrivare alla sfilata di Marrubbio, c'è tantissima gente e quest'anno, grazie all'esperienza degli altri anni, sta andando molto bene. Sono stati allestiti diversi parcheggi, mi sembra oltre 10.000 posti auto, quindi questo ha in qualche modo ovviato a quello che poi è il problema principale. Certo, sì, sono stati dislocati attorno, diciamo, al paese 5 o 6 zone parcheggio dove in ognuna di loro ci stanno forse qualche migliaia di macchine ciascuno. Qualche raccomandazione da fare nel momento in cui arriverà l'ora di andare via? Ecco, sì, allora chiediamo alle persone che si ritrovino in questo problema di avere un attimo di pazienza, cercheremo di far defluire il traffico più velocemente possibile, chiediamo la collaborazione da parte loro e siamo sicuri che riusciremo a fare tutto nel miglior modo. In quali altre funzioni siete impiegati oggi qui a Marrubbio? Allora, qui a Marrubbio siamo in supporto al traffico, soprattutto facciamo sì che le macchine possano parcheggiarsi tranquillamente, diciamo, le persone che arrivano possono parcheggiare e siamo anche attenti che, diciamo, le persone che sono attorno alla manifestazione non abbiano dei danni o non arrechino dei danni alla sfilata stessa. Diciamo. Finora confermate che è andato tutto benissimo? Sì, perfetto, quest'anno è andato veramente come gli altri anni, ma quest'anno ancora di più. Va bene, avete l'impressione che ci sia più gente rispetto al passato forse? Penso di sì, noi abbiamo visto che c'è una grandissima affluenza, ancora continuano ad arrivare, non abbiamo idea di quante migliaia di persone ci possano essere, comunque penso che quest'anno abbiamo battuto il record. Avrete quindi sino a notte il vostro bel da fare? Non abbiamo orario. Noi vi auguriamo buon lavoro, grazie di aver voluto dare il vostro contributo alla trasmissione. Riprendiamo quindi la nostra diretta concedendo Roberto Soro e ringraziandolo ancora una volta per essere stato con noi, ricordiamo in rappresentanza della Protezione Civile di stanza qui a Marrubbio, oggi impegnata in tutta una serie di servizi ausiliari per far sì che tutto si svolga nella massima sicurezza, garantendo l'incolumità di tutti, come è giusto che sia in occasione di queste manifestazioni. Ancora in corso intanto davanti alle telecamere le sfilate dei carri, che lo ricordiamo sono 35, 5 gruppi, 30 carri. Prima siamo arrivati in fase di lettura a citare i primi, abbiamo citato i gruppi, abbiamo visto i primi 5 carri con i nomi e i relativi partecipanti, a testimonianza che qui a Marrubbio è rappresentata veramente una vasta area della Sardegna di carri che provengono da diversi paesi, carri che hanno sfilato nei giorni scorsi durante varie altre manifestazioni. Alcuni di questi sono stati anche premiati in diverse circostanze. Avevamo detto del carro numero 10, centro benessere di San Gavino, con 20 partecipanti. Il numero 11 lo abbiamo visto in diretta, il carro di Albagiara, vincitore del Carnevale dell'Alta Marmilla, Crazy Circus. Abbiamo avuto anche ai nostri microfoni Roberto Mallucci, capogruppo. Il numero 12 ha avuto per tema le tigri e le scimmie, l'abbiamo visto sfilare, 20 partecipanti, la provenienza è Borore, quindi il territorio del Marghine. Numero 13 viene da Senis, Samantinica Macca, questo è il tema, 60 partecipanti, ancora quindi dalla Marmilla. Il numero 14, il Fantabosco, carro locale di Marrubbio, 20 partecipanti con capogruppo Graziella Ilotta. Numero 15 lo abbiamo abbondantemente commentato prima, uno dei carri più divertenti, Vale e Max in Extra Ball, che ha riproposto un po' il tema del dualismo fra i due più noti e amati centauri italiani, vale a dire Valentino Rossi e Massimiliano Biaggi. 150 partecipanti proveniente da Gonno Snow.
Il carro numero 16 è quello che ha per tema le australiane, 25 partecipanti, è un carro locale realizzato proprio qui a Marrubiu. Da Turri invece viene il carro numero 17 che abbiamo visto qualche minuto fa, come tema aveva Asterix e Obelix, 140 partecipanti come ha detto da Turri. Il numero 18 Samba nella giungla, carro locale di Marrubiu, quindi 30 partecipanti. Il numero 19 Dagonos Fanadica, Seven il tema, 300 partecipanti, e il numero 20 il carro con i nemici di Maria De Filippi, che ha inscenato una sorta di mix fra le varie trasmissioni condotte dalla coppia De Filippi-Costanzo, un carro proveniente da Samassi con 50 partecipanti. Degli altri vi racconteremo più tardi. Un altro si sta avvicinando sotto la nostra postazione qui in piazza della stazione, il carro numero 23. Vi diciamo subito che si tratta di un altro carro locale, Trip do Brasil, questo il tema, 200 partecipanti, capogruppo Sebastiano Piccioni. Eccolo sfilare davanti alla nostra postazione ed eccolo prontamente inquadrato dalla regia di Gianni Ledda. Ancora dunque una rappresentazione della creatività marrubiese, dobbiamo dire forse non uno di quelli coreograficamente più vistosi, comunque ancora un segno del grande lavorio che Marrubiu mette intorno a questa manifestazione. Ne parliamo ancora con il sindaco Egidio Loi, nuovamente in postazione con noi. Beh, senz'altro un gruppo meno numeroso del precedente, ma per questo non meno importante. Infatti potremo vedere una bella coreografia anche da parte di questo gruppo, non solo, ma anche un carro che è stato anche questo curato davvero nei minimi particolari. Io mi complimento naturalmente con questi ragazzi che davvero danno tutto, sono tutti giovanissimi, come potrete vedere anche dalle immagini, danno davvero moltissimo perché il loro gruppo possa esprimersi al meglio e presentare un carro che sia altamente competitivo con quegli altri che abbiamo visto in precedenza. Ancora una testimonianza che quello di Marrubiu, come quasi tutti i carnevali in genere, è il carnevale dei giovani, dei ragazzi che mettono anima e cuore già mesi prima nella realizzazione dei carri, nell'andare quasi casa per casa per convincere le persone ad affiliarsi, usiamo questo termine, cioè a prendere parte poi al gruppo per renderlo quanto possibile numeroso, per acquisire professionalità nella realizzazione dei carri, quindi contributi che li possano rendere sempre più coreograficamente appetibili. Per la verità il carnevale a Marrubiu è talmente sentito che finita l'estate tutti i giovani si preoccupano da subito di trovare collocazione in uno dei carri allegorici che saranno presenti alla sfilata. Avete sentito prima, ci sono addirittura ragazzi che vengono da comunità limitrofe alla nostra, vengono qui per iscriversi appunto con i ragazzi di Marrubiu. Ecco, vediamo poi dalle immagini che in effetti la coreografia aveva di meglio da offrire rispetto al primo carro, che aveva il compito di aprire il gruppo e di dare la diffusione della musica. Quali sono gli spazi qui a Marrubiu che sono un po' deputati alla costruzione dei carri? Immagino, vista anche l'imponenza delle realizzazioni, non sia facile trovarne. In effetti non utilizzano locali molto ampi e questa è una carenza alla quale dovremo porre rimedio, perché davvero questi ragazzi operano in posti di fortuna, oserei dire, perché costruiscono pezzi del carro in varie parti per poi trovare la locazione in uno spazio leggermente più ampio e comporre tutti i pezzi insieme per creare questa scenografia che stiamo vedendo. Sono le 18:43, la nostra scaletta dice che dobbiamo fermarci nuovamente per qualche minuto per dare spazio alla pubblicità. Linea alla regia. Con i colori del Brasile si riapre il nostro collegamento con Marrubiu, dove
è in corso la 27esima edizione del Sommarrolleri. Abbiamo un ospite, lo invitiamo a presentarsi perché è arrivato proprio 3 secondi fa in cabina. Io sono Sebastiano Piccione, mi occupo 10 anni di Galaxy Team. E quindi siamo capocarro di quello che stiamo vedendo, sì, del carro numero 23, tema Trip do Brasil. Sì. Abbiamo voluto creare degli animali molto particolari, trasformati tra di loro. Con i colori... Un po' l'idea è nostra. Il colore giallo-verde, sì, sì, tipico del Brasile. Sì. Tanto lavoro anche a te, faccio la domanda che ho fatto a quelli che ti hanno preceduto, perché quest'idea come è nata e quanto lavoro ci avete messo? È nata 3 anni fa, solo che volevamo... ha avuto un lungo è nata iter. 3 anni fa, volevamo sfruttare questa occasione nei 10 anni di Galaxy. E nient'altro. Noi ci crediamo, vogliamo continuare, vorremmo ancora più aiuto. Basta. Dicevamo qui poco fa con il sindaco di Manrubio che uno dei problemi a cui bisognerà porre rimedio è quello di dare magari degli spazi più idonei anche all'allestimento dei carri. Questa sì, noi se non avessimo un po' più, se non avessimo la testa non ce la faremmo, perché siamo soli e basta. Siamo sempre soli. Quindi è un appello che lanciamo, sì, con tutto il cuore, comunale. Con tutto il cuore. Va bene. Quanti siete qui? Siamo 150 partecipanti e siamo soli, sempre soli. Avete sfilato anche negli altri... Abbiamo sfilato a Terralba, tanti complimenti, ma siamo soli, sempre soli. Va bene, un concetto sì, che abbiamo afferrato. Sì, mi raccomando, vogliamo aiuto, molto. Grazie. Forse non ci saremo se non ci sarà aiuto. Grazie per essere stato con noi, per questa grazie. testimonianza. Sebastiano Piccioni, capocarro della Trip do Brasil, carro numero 23, che sta sfilando proprio in questo momento davanti alle nostre telecamere. Ricordiamo 27esima edizione del Sommarrolleri qui a Manrubio, in diretta su Videolina sia sulla terrestre che sul canale satellitare. Ringraziamo ancora una volta gli ospiti che si stanno alternando anche con qualche difficoltà logistica qui sulla nostra postazione allestita in piazza della stazione. Torna ad essere microfonato il sindaco Egidio Lui. Allora abbiamo raccolto anche un appello, una sottile vena polemica da parte del rappresentante del carro di Manrubio. Era un discorso che avevamo già affrontato insieme, un problema che esiste, quello dell'organizzazione che precede il carnevale, di trovare spazi adeguati. Abbiamo detto che sarà uno degli obiettivi prossimi dell'amministrazione comunale. Indubbiamente noi abbiamo fatto cenno prima di questo problema proprio perché siamo sensibili appunto al problema, di parole, ma è così. Io ho raccolto il grido di dolore, definiamolo così, di questo ragazzo che davvero si è adoperato insieme a tutti i suoi amici per realizzare qualcosa che era al di fuori probabilmente della loro possibilità, però ce l'hanno messa davvero tutta, sono riusciti e di questo bisogna tenerne conto. A breve in ogni caso terremo un incontro con tutti i responsabili dei carri, con la Proloco e naturalmente l'amministrazione comunale per vedere un po' di esaminare la situazione e verificare se c'è stato qualcosa che non ha funzionato e punto di rimedio per il futuro, perché effettivamente questi ragazzi non vanno premiati solo con il premio finale se eventualmente dovessero ricevere un premio, vanno premiati con il sostegno, restando loro vicini continuamente, da quando iniziano ad allestire il carro fino ai giorni successivi alla sfilata, perché davvero si danno tanto da fare. Oggi mi rendo conto ancora maggiormente che le nostre preoccupazioni erano fondate, cioè il problema che noi avvertivamo già da prima riguardante la logistica, la sistemazione logistica era reale, era appunto reale, quindi evidentemente reale, anche non poco sentito qui a Manrubio, ma immagino che sia un problema che vi accomuna. Noi lasciamo spazio alla regia che ci darà un po' di diffusione dell'ambiente vista la rumorosità particolare di questo carro.
applauso alla regia che rende al meglio veramente la suggestione di questi coloratissimi carri allegorici che stanno sfilando qui a Marrubiu, mentre sullo sfondo si allontana il carro numero 23 di Marrubiu, Trip do Brasil. Un altro fa il suo ingresso qui nella piazza della stazione, il carro numero 11, lo abbiamo nominato in precedenza ma non ne abbiamo parlato proprio perché ancora non si era presentato davanti alla nostra postazione. Lo faremo adesso dicendo innanzitutto di chi si tratta. Vediamo più 20 persone, poi ci sono i 50 partecipanti del gregge, il numero 35 che citiamo adesso perché così era impaginato nell'elenco che ci hanno dato, ma riprendiamo subito dal 22, Satellite of Love. Li abbiamo visti prima 600 partecipanti di Marrubiu come i 200 del Trip do Brasil. Radio Vertigo 500 ragazzi di San Gavino, numero 24 li abbiamo visti, e ancora da San Gavino Mister Carnaval numero 25 li abbiamo visti prima con i colori giallo-verde del Brasile. Poi da San Vero Milis, testimonianza che è presente oggi qui a Marrubiu anche l'Alto Ristanese in 500 Abissi M2A, il carro numero 26 che ancora non abbiamo avuto modo di vedere. Il numero 27 Porchis di Samassi in 100 i figuranti, ricordiamo 9.000 in tutto all'incirca quelli che prendono parte qui alla Carnevale di Marrubiu. Carro numero 28, l'Allegra Famiglia dei Tarocchi, 300 partecipanti direttamente dalla Carnevale di Guspini. Carro numero 29 da Terralba, Fuego Loco, 700 partecipanti, uno dei carri più attesi, uno dei favoriti per la vittoria finale perché parte del gruppo degli Scorpions che già negli anni scorsi ha trionfato diverse volte qui a Marrubiu. Intanto ancora un carro che si avvicina, c'è la parte che apre, che fa da apripista, diciamo così, e che diffonde la musica, che è in questo momento inquadrata dalle nostre telecamere, già con la coda dell'occhio, tra poco sarà colto anche dalla telecamera, si può vedere che sta svoltando qui in piazza della stazione direttamente da via Napoli anche il carro vero e proprio, quello che deve rappresentare la coreografia principale, e tra poco riusciremo a dirvi anche di quale si tratta. Intanto ricordiamo il numero 30 Crazy Jungle, numero 30 400 figuranti da Guspini, il 31 Super Pro, abbiamo visto prima, abbiamo avuto il capocarro Nicola Orru con noi da San Gavino Monreale. Poi il 32, il Castello dei Famosi da San Gavino, 130 partecipanti. Il 33, Giamaicando, 150 partecipanti da Samassi. E il 34, Crash Bandicoot, numero di partecipanti 200, direttamente da San Gavino. Ed ecco il carro degli Scorpions di cui parlavamo prima, Fuego Loco. Sarà una delle coreografie più interessanti che riusciremo qui a commentare proprio mentre ci avviciniamo alla chiusura del collegamento. Ricordo che intorno alle 19:30 ci lasceremo per cedere spazio alle altre trasmissioni di Videolina. Toccherà alle 19:30 al Messaggero Sardo. Intanto però godiamoci ancora questa esibizione direttamente da Terralba, il gruppo degli Scorpions con il carro Fuego Loco. Vediamo che gli speaker ci fanno anche da detti stampa, che cercano qualcuno del gruppo che possa venire a raccontarci in postazione questa coreografia. Speriamo arrivi in fretta perché non abbiamo più tantissimo tempo, si sta avvicinando il momento dei saluti, dei ringraziamenti
Ricordiamo l'organizzazione della Proloquio e dell'amministrazione comunale, il patrocinio della provincia di Oristano con il suo assessorato al turismo e della regione con l'assessorato omologo, la collaborazione dei soci e dei volontari per la zippolata e la fagiolata, la collaborazione di altre 150 persone almeno per il servizio d'ordine. I ringraziamenti li faremo poi fare alla sindaco Egidio. Intanto godiamoci ancora qualche frammento di questa esibizione direttamente con la diffusione dell'audio d'ambiente da parte della regia. Vediamo se in mezzo a questo frastuono riusciamo anche a sentire il nome del nostro ospite. Presentati pure, abbiamo un nuovo ospite in cabina. Ciao, sono Roberto Dozier, presidente del carro Storpions di Terralba. Siamo 700 partecipanti, è il 7° anno che veniamo qua a Marrubio. Molte volte avete vinto, se non ricordo male. Sì, 2 volte consecutivo. E siete fra i candidati alla vittoria anche quest'anno. Raccontaci un po' questa coreografia, cosa avete voluto rappresentare? Allora, in poche parole, l'attore delle Iron Maiden l'abbiamo trasformato un po' in animato. Che dire, l'unica cosa che ringrazio sono tutti gli sponsor, i collaboratori, i tesserati. Un tesseramento che a Terralba va avanti giorno per giorno, quasi durante il corso di tutto l'anno, per cercare di essere non solo qui a Marrubio ma anche nelle altre rassegne alle quali prendete parte, sempre più numerosi. Complimenti allora per il successo che state riscuotendo anche quest'anno. Un po' in giro per i vari carnevali della Sardegna. Vedremo se domani avremo l'opportunità di leggere anche il vostro nome fra quelli dei premiati. Grazie ancora. Grazie a voi. Al presidente del gruppo Storpions. Ricordiamo il carro numero 29, Fuego Loco. Grazie ancora. Grazie a voi. E siamo riusciti ad avere anche quest'ultima testimonianza quindi del presidente del gruppo Storpions. Lo vedete ora dalle immagini, un gruppo numerosissimo, 700 figuranti di Terralba, 700 figuranti raccolti, come accennavo poco fa, in un costante tesseramento che avviene nel corso di tutto l'anno. Intanto si avvicina anche il carro con l'insegna Fuego Loco, che potrà essere ripresa poi nei dettagli anche dalle telecamere tra pochissimo. Veramente una realizzazione che fa intuire grande lavoro ma anche grande abilità, grande perizia manuale, oltre che una fantasia che occorre, perché altrimenti non si potrebbe dare corpo a certe realizzazioni. È sicuramente uno dei gruppi più numerosi. Oltre a questo c'è un carro davvero curato veramente bene e bellissimo, quindi non ho dubbi che riscuoterà un successo anche notevole anche fra la giuria. Intanto con lo speaker si sta preparando la scenografia, tra poco sarà un'esplosione veramente di colori e di musica che seguiamo insieme per qualche istante.
adesso nell'ultimo quarto d'ora di trasmissione. Qui la festa andrà avanti, lo abbiamo detto più volte, ben oltre le 22 con la sfilata e poi sino alle 24 in attesa dei risultati e della premiazione. Lo ricordiamo una volta di più, risultati che potranno essere resi noti nel momento in cui ci sarà lo spoglio delle schede che sono state distribuite fra il pubblico. Sarà quindi il pubblico a decretare il vincitore di questa 27esima edizione del Carnevale di Marrubiu, del nuovo raduno interprovinciale edizione 2005. È il momento di tracciare con il sindaco di Marrubiu, Egidio Lui, che ha accompagnato tanta parte di questa telecronaca, un primo bilancio, ecco, di questa edizione 2005 in attesa di passare anche ai doverosi ringraziamenti finali. Il bilancio è sicuramente positivo, è stato un carnevale partecipato davvero alla grande da tutte le parti dell'isola, quindi io sento il dovere di ringraziare, ecco, questi ragazzi meravigliosi, gli Storkos, ma tutti davvero i figuranti che hanno partecipato alla sfilata e hanno allestito questi carri meravigliosi, ci hanno fatto davvero divertire tanto. Non voglio dimenticare nessuno, però sento il dovere di ringraziare singolarmente ogni associazione che ci ha sostenuto ed aiutato per la riuscita di questa manifestazione. Ringrazio la Croce Rossa locale e regionale per la disponibilità di uomini e mezzi, l'ASL di Oristano per l'assistenza medica che ci ha fornito, che davvero è una cosa importantissima. La Livas di Terralba, Carabinieri, Polizia, la Questura, la Prefettura, il signor Prefetto per la disponibilità nell'invio di mezzi e di coordinamento del servizio d'ordine, i nostri vigili urbani oggi appartenenti all'Unione dei Comuni di Marrubiu, San Nicolò Acidano, le guardie zoofile, i volontari tutti davvero, i volontari che hanno partecipato non solo all'organizzazione di questa manifestazione, ma anche con il loro lavoro, il loro impegno per la riuscita di tutte le cose che abbiamo presentato, Siporata, Fagiolata e quant'altro c'è stato di contorno a questa sfilata, perché di contorno si tratta. Naturalmente non posso dimenticare la Proloco, davvero è stata quest'anno impegnatissima, sono stati davvero bravi, hanno trovato soluzioni innovative per migliorare il nostro carnevale, ci sono riusciti, hanno riscosso il successo da parte della gente, ecco, quindi grande merito anche alla Proloco per l'impegno. Cosa si può pensare per migliorare ancora qui a Marrubiu? Intanto, lo dicevo prima, secondo me sarà necessario implementare un po' la presenza delle scuole di ballo latinoamericano, perché davvero potranno portare, lo dicevo prima, quel valore aggiunto che qualifica ancora maggiormente il nostro carnevale. Poi sarà necessario organizzare anche delle manifestazioni collaterali in maniera tale che il carnevale si svolga in tutto il periodo carnevalesco, non solo nella giornata di oggi, appunto, di chiusura con il raduno di tutti i carri, che naturalmente sarà organizzata anche per la prossima edizione, la 28esima. Poi per il resto sarà un po' la fantasia anche dei nostri gruppi, dei nostri concittadini a suggerirci soluzioni innovative per rendere ancora migliore questa nostra manifestazione. Sarà difficile migliorarla visto il risultato e il successo di quest'anno, però ci proveremo, non bisogna mai mettere limiti, quando c'è la volontà si riesce a fare queste date. Intanto tra pochissimo le permetterò anche di fare il secondo blocco di ringraziamenti, tanto abbiamo ancora qualche minuto. Intanto torniamo un attimo sulle immagini, ricordiamo che sta sfilando il carro numero 29, uno dei favoriti per la vittoria finale, viene da Terralba, è composto da 700 figuranti e da un apparato scenografico assolutamente imponente, realizzato con grande cura in tutti i particolari, con grande dovizia quindi di fantasia
e una grande profusione, direi, di idee. 700 partecipanti, il tema, lo ricordiamo, Fuego Loco. Siamo certi che lo ritroveremo a fine serata fra quelli, se non fra i vincitori, ecco, fra quelli sicuramente premiati per le primissime posizioni, perché assolutamente l'entusiasmo che sta suscitando anche tutto intorno. Vediamo scritto San Gavino, anche se qui col numero 11 ci davano un carro di Albagiara che in realtà ha già sfilato, forse sto vedendo male io, vedremo di correggere fra poco. Intanto ne approfittiamo con il sindaco Egidio Loi, che è tornato qui in postazione a tenerci compagnia per riprendere il discorso che avevamo interrotto, soltanto accennato e poi subito interrotto in precedenza, sulla postazione che è stata allestita qui nella piazza della stazione. Dicevamo che le Ferrovie dello Stato, in un programma complessivo di dismissione, hanno chiuso alcuni punti, alcuni snodi importanti del traffico. Non che i treni non passino più, per carità, passano ancora ovviamente da Marrubio, però l'edificio dove venivano ospitate biglietteria, sale d'attesa e tutto il resto al momento non ha più quelle funzioni. È un edificio importante per Marrubio e anche assolutamente ben tenuto, quindi nuovo, perché sono stati fatti tutti gli opportuni lavori. Avrà probabilmente un'altra destinazione d'uso. Io oserei aggiungere la nostra gloriosa stazione ferroviaria, gloriosa non solo per i marrubiesi ma anche per le altre 3 comunità importanti del nostro territorio, che sono Terralba ed Arborea. Infatti all'origine la stazione di Marrubio era intestata Terralba, Marrubio, Arborea, poi successivamente, quando nel 48 il comune di Marrubio era diventato comune a sé stante, è diventato Marrubio, Terralba, Arborea. Oggi abbiamo comunque una realtà che va tutelata. Il nostro patrimonio culturale non può essere dismesso solamente perché si chiudono biglietterie, capostazione, eccetera. A parte che alcuni servizi ancora resteranno, sarà possibile offrirli anche grazie appunto all'impegno dell'amministrazione comunale, che anziché mantenere chiusi gli edifici della stazione ha pensato bene di fare un accordo con la rete ferroviaria italiana, che saluto e ringrazio naturalmente i loro responsabili regionali per la collaborazione e l'interesse che ha avuto per questa nostra iniziativa. Infatti questa stazione oggi diventerà il centro operativo comunale di protezione civile. Hanno trovato alloggio appunto la protezione civile, guardie zoofile, di cui ha fatto cenno prima il Presidente, troverà sistemazione anche la sezione locale della Croce Rossa Italiana, che è una struttura anche questa importantissima per tutto il territorio. Quindi centro operativo comunale di protezione civile, più sede del multiservizi di proprietà del comune di Marrubio, che è stata costituita per la gestione di una moltitudine di servizi comunali. Verrà attivato un parcheggio a pagamento con una piccola rete, in modo tale da poter mantenere sempre efficiente la sala d'attesa, i bagni pubblici e quant'altro c'è al servizio della gente che si servirà della stazione ferroviaria. Quindi è una riconversione per evitare che diventi una sorta di cattedrale nel deserto, un monumento quasi archeologico. No, ci sarà un utilizzo, quindi ancora parte della collettività. Certamente parte da noi e sarà ad uso della collettività, naturalmente, perché l'obiettivo principale è questo, di vitalizzare la stazione, ma non solo come punto di accoglienza e di sosta per chi viaggia, ma anche come momento culturale sulla filosofia e sulla letteratura dei viaggi. Non a caso anche nel mese di ottobre, ricorderete, si è tenuto nella paratesa della stazione un seminario sulla letteratura dei viaggi, che ha riscosso un successo notevole anche a livello regionale. Intanto siamo riusciti anche a fare chiarezza su qual è il gruppo che si sta
esibendo qui davanti a noi in questo momento, quello che vedete inquadrato nelle immagini. Il carro è il numero 31, il tema Super Pro, 300 partecipanti, San Gavino la provenienza, un altro dei tanti carri che vengono da fuori, un altro dei tanti carri di San Gavino che hanno scelto di chiudere il carnevale qui a Marrubio. Fra poco avremo anche l'opportunità di parlare con uno degli esponenti del carro. Abbiamo però da assolvere nuovamente agli obblighi pubblicitari. Chiediamo al nostro ospite di presentarsi, poi ci parliamo più tardi. Allora, buonasera a tutti, presentiamo il nostro carro. Quest'anno è il primo anno per noi. Di pure il tuo nome? Daniele, va bene. Niente, tutto quello che siamo riusciti a realizzare, dobbiamo ringraziare a tutti i nostri componenti, tutti quelli che vedete saltando sono i nostri componenti. Va bene, ne parliamo tra pochissimo, ci racconti un po' anche l'origine di questo carro, il tema che avete voluto rappresentare. Io cedo nuovamente spazio alla regia, c'è uno stacco pubblicitario, poi saremo nuovamente insieme qui da Marrubio per raccontarvi ancora per una mezz'ora le fasi salienti di questo carnevale. Eccoci qua nuovamente in diretta da Marrubio, quando manca praticamente un minuto alle 19, abbiamo un'altra mezz'ora da trascorrere insieme per raccontare queste fasi del Carnevale di Marrubio, 27esima edizione del Summarrulleri. Avevamo poco fa in cabina con noi uno dei rappresentanti del carro, i cui figuranti sono inquadrati in questo momento dalla regia, Daniele, che ha ceduto però giustamente il microfono al capocarro. Nicola Orru, buonasera, benvenuto, grazie per esserci venuto a trovare qui in cabina. Allora, 300 partecipanti da San Gavino, Super Pro, che cos'è? Super Pro è un tema nato da un fumetto di un amico che ce l'ha proposto, è un fumetto che rappresenta questa storia di un procione che difende i suoi piccoli amici che sono dei bambini. Nel momento in cui sono in difficoltà si trasforma in un supereroe. Quindi vediamo che ci sono dei carri che ripropongono temi noti che magari derivano da film famosi o da personaggi anche dei fumetti famosi. Qui è un fumetto prodotto in casa. Sì, questo è prodotto in casa appunto da un amico che ci ha dato una mano, ci ha fatto, lui diciamo ha comunque un giornalino su cui scrive questo fumetto di cui lui fa i testi, il suo amico Luca Usai fa i disegni. I costumi ricalcano quelli che appaiono nel fumetto, immagino. Sì, assolutamente. Ben realizzati, perché vedo che è lo stesso costume che portano un po' tutti i figuranti. Sì, diciamo che abbiamo cercato di copiare anche un attimino quello che è il procione raffigurato sul carro. Siete in 300, quindi siete arrivati numerosi. Sì. È già tempo anche di fare un primo bilancio di questa manifestazione. State sfilando ormai nella seconda parte del percorso, vi avviate verso la chiusura del circuito, che dire? Per noi questo è il primo anno, siamo contentissimi perché è andata benissimo, non avevamo ambizioni, la nostra ambizione era il divertimento, non altro. Siamo contentissimi che la gente si diverta, noi ci siamo divertiti, ci rivedremo il prossimo anno. A Marrubio siamo venuti tutti bene o male e il prossimo anno speriamo di essere più numerosi e con un carro ancora migliore. Avete sfilato anche a San Gavino, Gusti, sì, insomma avete fatto un po' tutte le sfilate del territorio. Ieri eravamo a Iglesias. Quindi tanti chilometri macinati. Abbiamo fatto Iglesias Marrubio in una notte. Senti, io approfitto della tua presenza per rilanciare un appello che abbiamo fatto anche a inizio trasmissione. Abbiamo detto va bene divertirsi, ballare con la musica, però nel momento di rientrare a casa tutti quanti prudenza. Assolutamente sempre prudenza, perché comunque la vita è più importante dell'altro. Va bene, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Buona serata a te, buon divertimento, buon proseguimento di manifestazione.
vissuto con l'audio di fondo ancora le emozioni di questo carnevale con il carro numero 31, uno dei migliori realizzati, anche se veramente siamo costretti a ripeterci perché ne vediamo sullo sfondo uno altrettanto imponente, se non di più, che tra pochissimo sarà inquadrato anche dalle nostre telecamere. Ringraziamo Nicola Urru, capocarro del gruppo numero 31, che è stato qui ai nostri microfoni e ha contribuito anche a rilanciare il nostro appello alla prudenza. Abbiamo detto, chiediamo anche al sindaco di farlo perché ci avviciniamo alla chiusura del nostro collegamento. Qui ci si potrà divertire sino quasi alla mezzanotte, però nel momento del rientro a casa prudenza da parte di tutti. Certamente, divertirsi è bello, il carnevale è una manifestazione meravigliosa, vedo molta partecipazione anche da parte del pubblico, qualche inquadratura è data da Ciappalla buon testimone, ma soprattutto ecco, dopo la festa molta prudenza, attenzione a tutti, il servizio d'ordine è disponibile per dare tutte le indicazioni necessarie. Se è necessario riposare magari 10 minuti, un quarto d'ora, è meglio farlo prima di mettersi in viaggio perché potrebbe essere molto pericoloso. Ecco, questa è una festa di popolo meravigliosa e vorrei che venisse nel migliore dei modi, cioè con tutti felici, senza nessun incidente, senza nessuna cosa da raccontare in nero, diciamo così. Che si possa raccontare domani soltanto, dunque, del carnevale, come è giusto che sia. Vediamo se riusciamo a individuare il carro che si sta avvicinando qui alla postazione, al palco allestito in piazza della stazione. Ricordiamo anche che dovrebbe, credo, essere ancora in corso la distribuzione dei fagioli e della carne di cinghiale da parte dei tanti volontari che fin da stamattina hanno messo su il fuoco nella palestra comunale per cominciare la prima bollitura. Esatto, è iniziato stamattina presto, sono disponibili non meno di 5 postazioni lungo tutto l'itinerario, andranno avanti fino ad esaurimento, ma vi assicuro che c'era ancora fino alla fine della sfilata. L'ultima distribuzione verrà appunto nella piazza Sicola, dove si concluderà il nostro carnevale con le premiazioni. Noi dobbiamo ancora pagare il nostro debito con i carri che non sono stati nominati. Avevamo promesso che li avremmo nominati tutti, anche quelli che per forza di cose non riusciremo a vedere da qui alla fine perché non faranno in tempo a transitare sotto la nostra postazione. Alcuni di quelli che nominerò li abbiamo già visti perché sono passati durante la diretta. Il numero 21, Tortuga Pirata in fuga, carro di Marina, mancherà di essere sottolineato anche dai giurati che ricordiamo sono tra il pubblico a cui sono state distribuite le schede. Ricordiamo anche la lotteria, la cui estrazione avverrà sabato e che prevede tra i premi più importanti un'automobile, ma anche un viaggio in Tunisia e alcune apparecchiature elettroniche dell'ultima generazione. Procediamo pure con gli altri ringraziamenti. Ci stiamo, lo ricordo anche a beneficio dei telespettatori, avvicinando alla chiusura. Abbiamo ancora circa poco meno di 10 minuti di trasmissione. Ecco, non voglio dimenticare nessuno, dicevo prima e stavo dimenticando i mass media, i giornali che oggi sono presenti, li ringrazio davvero tanto. Siamo felicissimi per la loro partecipazione alla nostra festa. Prima naturalmente di chiudere voglio rivolgere un caloroso saluto a tutti i telespettatori di Videolina, invitandoli naturalmente per la prossima edizione ad essere presenti dal vivo e gustare davvero questa festa, che è una festa meravigliosa. Ricordiamo che tanti emigrati hanno chiamato qui a Marrubi nei giorni scorsi per conoscere i dettagli della messa in onda via satellite perché insomma non volevano perdere l'appuntamento. Esatto, è seguita via satellite forse in tutta Europa, quindi questo ci fa davvero piacere. Saluto naturalmente i miei concittadini che purtroppo per motivi di lavoro si trovano fuori dal nostro territorio e naturalmente anche tutti i sardi che per motivi di lavoro peraltro si trovano fuori dalla nostra bella Sardegna. Intanto guardate la bellezza di questo carro, assolutamente una scenografia imponente.
che ci viene mostrata in tutti i particolari più significativi dalla regia. Abbiamo dimenticato qualcuno nei ringraziamenti, c'è ancora spazio per un ultimo saluto, voglio rivolgerlo intanto complimentandomi con Sport Club per la trasmissione, che è un programma bellissimo condotto in maniera assolutamente esemplare da Simona De Francisci, che salutiamo. Ricordiamo che sono stati effettuati, per chi non li avesse seguiti, dei collegamenti proprio con Marrubio durante la prima parte di serata, mentre era in corso la sfortunata purtroppo partita della Cagliari, questo già Brescia. Purtroppo questo ci dispiace moltissimo. Voglio chiudere i saluti con un saluto un po' particolare, definiamolo così. Voglio salutare quel presentatore di Sport Club che durante il collegamento delle 14:30 si è interessato alla sua cravatta. Si è sentito attratto dalla mia cravatta. Un saluto carissimo, un abbraccio. Sappiamo di che stiamo parlando, no? Dei colleghi che Simona De Francisci deve tenere a bada ogni domenica, ma conosciamo lo spirito anche goliardico della trasmissione, che oggi ha avuto fra l'altro un collegamento particolare, niente meno che con Gigi Riva in apertura. Certamente. Che ha onorato, insomma, la trasmissione della sua presenza. Ecco, l'interesse da parte di Sport Club alla nostra manifestazione ci ha inorgoglito, quindi sono felicissimo di come è andato. Mi dispiace per il collegamento, perché sembrava ci fosse un po' di confusione fra i due collegamenti con la partenza e qui invece l'arrivo, ma comunque cose che capitano, niente di grave. Problema, diciamo che è un'altra testimonianza dell'interesse che il Carnevale di Marrubio sta riscuotendo un po' ovunque presso la gente, e quindi conseguentemente anche presso i media. Ancora dei dettagli nelle nostre immagini, ancora dei particolari della scenografia del gruppo del carro numero 29, Fuego Loco di Terralba. Veramente ha impiegato diversi minuti a transitare qui davanti alla piazza della stazione, perché il numero dei partecipanti richiedeva, ecco, che trascorresse del tempo per inscenare tutta la coreografia e per consentire a tutti e 700 i figuranti di passare tranquillamente. Un carro che va, un altro che si avvicina, non so se avremo il tempo di commentarlo, credo di no, visto che sono le 19:26, ci apprestiamo a chiudere, però insomma li abbiamo nominati tutti uno per uno, abbiamo ricordato il tema che ciascuno ha proposto, abbiamo ricordato il numero dei partecipanti di ciascun carro, abbiamo ricordato la provenienza di ognuno. Penso che abbiamo svolto il nostro servizio al meglio nel rendere omaggio a tutti quelli, anche per questioni, per esigenze televisive non abbiamo potuto mostrare. Ci vuole anche un pizzico di fortuna nello schieramento di partenza per avere poi la possibilità di sfilare davanti alle telecamere in diretta qui in piazza della stazione. Ricordiamo ancora una volta i tanti volontari che hanno lavorato sin da questa mattina presto e stanno lavorando e andranno avanti fino a notte, sia per la distribuzione delle vivande, no, chiamiamole così, della carne di cinghiale e dei fagioli, sia per quanto riguarda invece la sicurezza, perché tutto vada per il meglio sino alla fine. Abbiamo la possibilità di nominarlo perlomeno, il carro che si sta avvicinando è il numero 32, viene da San Gavino, sono 130 partecipanti, il Castello dei Famosi, questo il tema che viene proposto dai ragazzi capitanati da Leonardo Merella, che è il capogruppo. Bene, io voglio chiudere ringraziando Videolina, posso anticipare che ci sarà una forma di collaborazione alla Chiesa, una forma di collaborazione anche per l'anno prossimo. Ringrazio naturalmente tutto lo staff di Videolina che è qui presente, che davvero si è data tanto da fare perché la trasmissione riuscisse nel migliore dei modi. Grazie naturalmente al cronista per le belle parole spese. Grazie a lei di averci accompagnato per gran parte della manifestazione, del nostro collegamento. Io ringrazio anche tutte le persone che sono arrivate, che ci hanno raggiunto qui in cabina per portare la loro testimonianza diretta, alcuni capicarro. Abbiamo avuto il presidente della Proloco Romano Cava, abbiamo avuto un esponente, un rappresentante della protezione civile che è di stanza qui a Marrubio. Ringrazio anche il collega dell'Unione Sarda, Nanni Di Cesare, che ha aperto con me la telecronaca, poi ci ha dovuto lasciare per motivi di lavoro.
ringrazio lei per essere stato con noi. Andiamo a vedere di commentare questi ultimi minuti insieme in allegria, mostrando anche con l'audio della regia e con il sottofondo la sfilata di questo gruppo numero 32, il Castello dei Famosi, che si appresta ora a mettere in scena la propria coreografia qui davanti agli spalti. Ne approfitto allora, signore e signori, a beneficio dei giurati, carro allegorico proveniente da San Camillo Monreale numero 32. Sul palco qui di Piazza della Stazione lo speaker che presenta anche a beneficio dei giurati, come egli stesso ha detto, il carro numero 32. Ricordiamo, i giurati sono sparsi lungo il percorso, alla fine della sfilata depositeranno le loro schede che dovranno poi essere esaminate, si farà la conta dei voti e verranno assegnati i premi, verrà decretato il vincitore su Marrulleri edizione 2005. Noi siamo arrivati veramente alla fine. L'ultimo ringraziamento ancora una volta per il sindaco di Marrubbio Egidio Loi, che mi ha accompagnato per lunga parte di questo percorso, ma direi il ringraziamento più importante va ai telespettatori che ci hanno seguito da casa, sia in Sardegna che fuori, grazie al collegamento via satellite. Grazie a tutti, l'augurio di una buona serata qui a Marrubbio. La festa continua sino a notte. A voi tutti buonasera. Buonasera, grazie.